Io non voglio inquietare nessuno, però ho l'obbligo di dire come stanno le cose. Oggi noi, me lo faceva notare anche l'assessore Bottacci, nel modello matematico notiamo che dall'apertura dei bar e ristoranti, quindi siamo 18 maggio, se vi ricordate, da quello che noi consideriamo la data, la deadline e quindi la fine del blocco vero del lockdown, vediamo che c'è sempre la curva in calo rispetto al numero di positivi, però una curva che ha meno pendenza, cioè vuol dire che stanno calando, ma con una progressione inferiore a quello che la curva aveva prima. I fattori sono molti, non è che è riconducibile solo all'apertura totale. Dati alla mano, il presidente Zaia ha voluto sottolineare l'andamento dei contagi senza creare allarmismo, ma appellandosi ancora al senso di responsabilità. Ancora nessuna novità invece per quanto riguarda la scuola. Siamo ancora fermi. Vi posso dare la mia parola d'onore che ce l'ho sopra la scrivania. C'è ancora un altro aggiustamento perché a Roma non va mai ben niente, però alla fine ne veniamo fuori. Io conto di darvi qualche novità nelle prossime ore. Sono linee guida affrontabili, sono linee guida che semplificano molto la vita dei bimbi, degli studenti e ovviamente di tutti gli operatori, a iniziare dai docenti, però c'è ancora qualche discussione su qualche aspetto. Diciamo che al 90% sono sostanzialmente accettate e condivise a livello nazionale. Adesso vedremo di capire se riusciamo a trovare una soluzione unica sulla quale si possa ragionare. Tra i punti cruciali la mascherina. Io resto dell'idea che la mascherina debba essere utilizzata per i bimbi negli spostamenti, ma non è che uno può stare 5 ore a scuola con mascherina su, mi pare, si intossica, respira CO2, non ha un ricambio giusto di ossigeno, quindi lo scambio tra sangue arterioso e sangue venoso non c'è, si ossigena di meno, poi uno sviene, un altro va in ipossia, un altro strapparla, insomma penso che non funzioni così, no? La scuola non deve essere una coercizione. Infine Zaia si è rivolto ai ragazzi che da domani affronteranno l'esame di maturità. Io veramente auguro a tutti che sicuramente superino gli esami, prendano bei voti, ma che comunque resti un bel ricordo, perché è un ricordo che si coltiverà e ci accompagnerà loro, è accompagnato noi e ci sta accompagnando per tutta la vita.